tu vuoi trovare una ragazza? Ma non c'è niente di strano, comunque vorrei frequentare una ragazza e andare avanti un po'. E andare avanti. Vabbè, parliamo dei tuoi gusti di questa ragazza. Come dovrebbe essere questa ragazza praticamente per essere così particolare? Come inizio vorrei che fosse grossa. Grossa? Cioè la vuoi in carne praticamente? In carne, sì. E come mai, Andrea? Perché mi piace così. Cioè ti piace a te la ragazza proprio in carne, grossa? Deve essere in carne, grossa. Parliamo di peso, quanto dovrebbe pesare? 120, 130. Addirittura? Addirittura. Ma come mai, Andrea? Perché mi piace così. Ti piace la ragazza proprio in carne, deve essere proprio gigantesca praticamente. Gigantesca, enorme. Come altezza? Come altezza 1,70 m. 1,70 m? Sì. Sei più alta? Vabbè, anche bene. Va bene. Sì. Tu quanto sei alto? 1,87 m. 1,87 m. E quanto pesi? 99. 99 kg, quindi un 100 kg pesi tu? Sì. E questa ragazza tu praticamente la vuoi conoscere che deve pesare 120-130 kg? Se c'è anche di più. Anche di più addirittura? Sì. Ma come mai? Come nasce questo tuo amore strano per questa ragazza grossa praticamente? Non l'ho provato mai per questo. Ok. Cioè praticamente tu vuoi provare a stare con una ragazza grossa? Vorrei provare. Il male... Com'è? Non tutti i mali vengono per nuocere. Certo. E ascoltami, in tutto questo tempo che tu naturalmente sei stato single, hai mai conosciuto qualche ragazza di questo peso? No. Mai? Mai. E la ragazza diciamo che hai avuto ultimamente quanto pesava? Ma un 99, 100 quasi, quanto a me? Quanto a te? E non sei contento, la vuoi ancora più No, grossa? la voglio ancora più grossa. Vabbè, parliamo di caratteristiche fisiche. Cioè praticamente come faccia, come dovrebbe essere? Pelosa. Come pelosa, scusa? Faccia pelosa, così mi piace. Cioè ti piace la faccia pelosa? Sì. Cioè, cioè, spiegati meglio, fai capire almeno ai telespettatori com'è che intendi pelosa. Pelosa, intanto, come ripeto, deve essere grossa, enorme, una bella faccia mostruosa e poi bella pelosa. Cioè perché ti piace proprio la ragazza pelosa? Mi piace, sì. E cioè questi peli dove li dovrebbe avere? In quale parte? Allora, sotto il mento e nelle guance. Cioè ti piacciono proprio i peli sotto il mento e nelle guance? Sì. Ho capito, ma come mai? Cioè, sono dei gusti strani, tu logicamente... È così. Cioè tu hai questi tipi di gusti? Ho questo tipo di gusto. L'ho portato da sempre. E se per esempio, diciamo, si farà sentire una ragazza magari che corrisponde al peso, cioè sarebbe a dire 120-130 kg, ma non abbia i peli, allora... Ma va bene. Va bene. Cioè i peli sono praticamente un optional. Sì, appunto. Esatto. Però se c'hai i peli, naturalmente la preferisci? Va bene sempre lo stesso. Va bene pure lo stesso. Va bene. E gli occhi come li dovrebbe avere? Ma non ho preferenze. Normali. Capelli? Normali pure. Normali. Poi? E poi? C'è qualche altra caratteristica che ti piace? Non so, il naso? Le gambe devono avere le belle grosse. Certo, perché essendo che tu come la statura. è logico, essendo che tu la prendi da 120-130 kg, giustamente... Appunto. Vuoi qualche altro particolare, tipo che so, un neo magari un po' peloso, che magari penso che ti piaccia, no? I nei pelosi ti piacciono? Sì. Perché d'altronde... Deve avere pure questo. Perché se ha naturalmente la faccia pelosa deve avere anche i nei pelosi. Vabbè, c'è qualche altra caratteristica che ti piace? Ma per adesso basta così. Basta così. Ascolta, tu sei di Marsala, hai detto? Marsala, sì. Sei single? Single. E c'hai questo gusto strano? Sì. Oltre ad avere questo gusto strano, diciamo, quali sono i tuoi hobby? Il mio hobby, giusto? Il tuo hobby preferito? Il mio hobby per adesso è lavorare in ambulanza. Fai l'autista? No, soccorritore. Soccorritore. È un lavoro, insomma, che ti appassiona, sì? Sì. Mi piace. Pensa quanto ne avrai visto di tutti i colori, Tutti giusto? i colori, tutti i colori. Non ti è mai capitato di soccorrere una ragazza magari di questa stazza? No, se no mi mollerei. Ho capito. Va bene, parliamo ora di dichiarazioni d'amore. Hai mai fatto le dichiarazioni d'amore? Alle volte. Preferisci le dichiarazioni romantiche o trasgressive? Romantiche. Romantiche. Va bene, ascolta, mentre questa ragazza ha questo tipo ideale che tu vorresti incontrare, come lo dovrebbe avere il carattere? La vorresti magari trasgressiva, romantica? Hai scoperto insomma che